Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, comandante veneziano, Gran Premio del Giappone, fail mondiale del veneziano. Come potete vedere nessun tempo, e questo perché? Perché sono andato avanti nella Q1 per fare l'ultimo come sempre, per vedere i tempi degli altri e avere i punti di riferimento. Il comandone va a 0 minuti e quindi sbaglia, non riesce a fare neanche un giro. Ragazzi, This is Kuma è tornato, ma porca di quella vacca, l'avevo bestemmiato in aramaico antico, veramente, panico, però vabbè. Questa è la situazione, non ho fatto nessun giro, quindi parto senza essermi qualificato. Speriamo bene perché la vedo un po' dura onestamente, ormai per i mondiali non ci credo, ma questo deve essere un bel allenamento per il prossimo anno che deve essere l'anno comendiano. Andiamo ragazzi, Gran Premio del Giappone. Vai Fioi, andiamo, Gran Premio del Giappone. Diciamo che le qualifiche vanno un po' di merda, nel senso tra errori comendiani e vaneggi comendiani non è certo il momento più favorevole della storia comendiana. It's incredible, Kuma, it's incredible, Kuma. Vai incredible, Kuma, vai. Bello. Come sbagliare qualsiasi curva a Motegi. Oh, Barbara Berlusconi. Inoltre il Milan ha ufficializzato il colpaccio. Buona avventura, sono felicissimo ragazzi. Anche Jack è arrivato. Tutto sommato alla fine sto mercato non negativo, dai. Poteva andare peggio, non mi sembra che tutte le altre italiane hanno fatto colpi. A parte la Roma, che ragazzi la Roma quest'anno purtroppo spacca veramente di brutto. Però non ho visto le altre squadre fare colpi tanto più incredibili di nostri. Che noi purtroppo. A parte Alex, si voleva un difensore, anche Young Gambiwa avrei preso, invece la Roma ha preso anche quello. È fatto benissimo per me a vendere il Bena. Ha fatto benissimo a vendere bene a te a quella cifra, che siamo tutta la testa a quel coglione per una stagione bella, vabbè, cassi su. Dai Kuma. It's incredible Kuma, it's incredible Kuma. Barbara Berlusconi mi incula, bene. Che bello, fare le qualifiche così, se non siamo tornati un po' ai vecchi tempi, con qualifiche devastanti, in negativo. Diciamo che però ho un po' staccato la spina, nel senso sto troppo già pensando alla prossima stagione, però devo concentrarmi ancora su questo perché più vittorie faccio, più possibilità ho di andare in Ducati, che voglio vincere con la Ducati ragazzi, questo è l'obiettivo. Moto italiana, pilota italiana e comenda italiana. La moto l'ho sviluppata tutta come sapete, quindi più di così non può andare. Che fare una gara senza fare neanche un giro di qualifica, veramente. Guarda, veramente non ho parole per descrivere i vaneggi comendiani. Fastest lap di Marquez. Sì, pacchetto dati cosa che ho finito, ma che cazzo dici? Pippone. Il Come sa che non può lottare per il titolo, lo sa benissimo. Purtroppo c'è questa gara che era favorevole onestamente, era un po' di tempo che a Motegi, almeno non mi ricordo cosa ho fatto gli altri anni, però diciamo che sono un po' discontinuo a Motegi e credo che il prossimo anno sono la Ducati, devo vincere e devo fare sempre il filotto, nelle mie gare devo vincere, perché se metti che vado a fallire nelle mie gare so cazzi. No Kuma, no! Qua ho rischiato veramente l'incredible Kuma. Pensavo di fare un tutorial sulla lingua inglese, secondo me sarebbe un figo. It's incredible. No, comunque il ritmo non è buono, 12esimi ma a fatica. 12esimi a fatica. Forse anche è meglio pensare, cioè magari tra virgolette andare via dalla lotta per il titolo, così possiamo concentrarci bene sulle gare in tranquillata senza avere la pressione che onestamente mi sembra un po' improbabile. In realtà è vero che ho buttato via comunque sta gara senza qualificarmi, però no, come qua mamma mi ha costretto anche di cadere. Non ho un gran ritmo, però diciamo che anche in qualifica non hai fatto cose positive. Un come abbastanza assente, un po' anonimo in questa gara purtroppo. It's incredible Kuma. Giro molto sopra ai giri degli avversari. Vabbè.
Solo che mi dà lezione anche per non andare troppo veloce col timer in qualifica, porca di quella zoccola. Faccio fatica a prendere anche gli 11esimi, comunque non è che sto sbagliando le curve in maniera devastante, proprio non ci siamo. Ho sviluppato la moto al massimo, questo purtroppo è il ma, non posso andare oltre. Sapete che potrei guidare meglio, questo è sicuro. Però ho visto che dove sono forte, insomma, posso rimontare anche dall'ultimo posto. Quindi Misano, qualcosa di incredibile. Purtroppo a Motegi ho fallito. Attenzione. L'attenzione. Cerchiamo di prendere qualche altro position, magari un'altra, una sola magari, almeno decimi. Dai figlio, dai. Crediamoci che il Kuma è potuto. This is Kuma. Niente da fare. Niente da fare, gara un po' anonima. Ormai siamo a fine stagione, il Kuma ha già la mente su la prossima stagione purtroppo. Ah, 11esimo, no, forse decimo, dai che arriva il decimo, dai che arriva il decimo, bravo. No, non arriva, peccato. Va buon fiore, 11esimo posto. Almeno così ce la può giocare Lorenzo per il titolo. Mi piacerebbe arrivare almeno terzo, però onestamente questa stagione qua adesso deve essere proprio un allenamento per la prossima, è quello l'importante per me. Ok, siamo terzi agli stessi punti di Pedrosino. Ok, possiamo arrivare anche quinti in realtà, mal che vada quinti, vabbè, e Lorenzo Marquez bella lotta per la prima posizione. Buono. Pochi punti chiaramente qua. Niente raga, un saluto dal comandante veneziano. Nelle prossime gare cerchiamo di fare un buon risultato, se anche lo posso fare. A Filippo Isola la vedo dura, a Valencia possiamo fare anche là un buon risultato. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.